ragione della complessità. Gli indagati sono 4: l'ex direttore generale dell'azienda sanitaria Salvatore Olivieri, l'ex direttore amministrativo Antonino Tavormina, il funzionario del settore provveditorato Giuseppe Sanfilippo e l'amministratore della ditta 4+ di Aci Catena Anna Licitra. L'oggetto della contesa giudiziaria è una fornitura di arredi ai nuovi locali dei poliambulatori di Agrigento e Favara. Secondo il procuratore aggiunto di Agrigento, Ignazio Fonso, e il sostituto Giacomo Forte, l'affidamento del servizio di fornitura alla ditta 4+ è frutto di turbativa di gara pubblica e la 4+ avrebbe fornito arredi differenti o di qualità inferiore rispetto a quanto richiesto dal bando, provocando un danno all'azienda sanitaria. Ecco perché le perquisizioni dei carabinieri delle NAS, il sequestro di 150 oggetti di arredo e le indagini a carico di 4. Gli indagati si difendono così e spiegano: l'azienda sanitaria ha indetto la gara per arredare i poliambulatori di Agrigento e Favara. La procedura fu avviata dalla direttore pro tempore del servizio provveditorato Cataldo Manganaro e si concluse con l'aggiudicazione provvisoria a favore della ditta 2B Forniture di Licata, di cui è titolare Salvatore Bella. Poi la presentazione delle offerte economiche non fu pubblicizzata alle altre 8 ditte escluse e così la 2B presentò da sola una offerta al ribasso dell'1% e fu dichiarata aggiudicataria della gara. Olivieri però ritenne opportuno non approvare il verbale di gara e invitò l'ufficio a ripetere la procedura, pubblicizzandola adeguatamente. Infatti, alla seconda presentazione delle offerte parteciparono 5 ditte e la 4+ vinse perché offrì un ribasso del 23%, circa 50.000 euro in meno, un vantaggio economico per l'azienda sanitaria e la collettività. La 2B di Licata presentò ricorso alla TAR, ma senza successo. Gli arredi della 4+ di Aci Catena sono conformi a quanto richiesto e ciò risulta dai verbali di collaudo dell'apposita commissione tecnica.